Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In diverse aree del Friuli ieri sera è stata avvertita una scossa di terremoto poco dopo le 22, cui ne è seguita una seconda di minore intensità. L'epicentro è stato individuato nella zona di Faedis. I sismologi rassicurano la popolazione, si tratta di un'attività normale nel nostro territorio. Due scosse di terremoto sono state avvertite ieri sera in Friuli. L'epicentro è stato rilevato nella zona di Faedis. Analogo episodio si era registrato tra Dogna e Moggio Udinese martedì scorso. L'OGS, fa sapere la sismologa Carla Barnaba, registra ogni giorno movimenti tellurici in Friuli, ma si tratta di un'attività normale in questo territorio, percepita nella maggior parte dei casi solo dagli strumenti e non dalle persone. Ieri sera ci sono stati due episodi di eventi sismici sulla pedemontana friulana nei dintorni di Faedis. La scossa principale è avvenuta alle 22:05 di magnitudo 2.6, seguita a breve distanza da una replica di magnitudo 1.3. Gli episodi si collocano in quella che è la sismicità di fondo del Friuli e l'OGS con la sua rete sismometrica ogni giorno registra terremoti di varia natura. Ovviamente gran parte di questi terremoti sono di carattere strumentale, quindi percepiti soltanto dagli strumenti e non dalla popolazione. Il terremoto di ieri sera, anche a Udine, le persone che vivono nei piani alti hanno avuto la chiara percezione di questi eventi, mentre le persone che vivono nelle case basse forse no. E questi terremoti sono terremoti di fondo, quindi classici per la sismicità friulana. E ricordiamo che proprio recentemente, la settimana scorsa, abbiamo avuto un altro terremoto interessante, chiaramente percepito dalla popolazione, avvenuto anche quello durante la notte il 15 febbraio. Quello invece era un terremoto di magnitudo 3.4, un terremoto decisamente più energetico di questo della sera scorsa. Un terremoto, perché faccia danni alle cose, deve avere un'intensità epicentrale, quindi scala Mercalli, del 6° grado. Quindi vuol dire che deve avere come minimo un 5, da 5 Richter in su un terremoto può far danni. E quindi ovviamente questi terremoti, come ho detto, danno fastidio alle persone perché li percepiscono, però sono terremoti proprio piccolissimi. Fiamme nel soggiorno di un'abitazione a Codroipo. Poco dopo la mezzanotte è giunta la segnalazione dalla sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Udine. Immediatamente è stata inviata la squadra del distaccamento locale. All'arrivo dei pompieri, gli abitanti, una signora e i suoi 2 figli, erano già usciti in strada. La donna aveva riportato alcune ustioni, oltre ad aver respirato il fumo della combustione, ed è stata affidata al personale sanitario che l'ha poi trasportata al pronto soccorso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere il rogo, limitando a una poltrona, a un tavolino in soggiorno, e poi si sono fatti carico della messa in sicurezza e alla reazione dei locali interessati dal principio di incendio. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma non si segnalano danni strutturali. È entrato nel bagno di una scuola chiusa con una tunica nera, un turbante bianco, sorpreso, è stato denunciato. L'episodio si è verificato a Monfalcone, all'interno della scuola primaria Giacig. A segnalare la presenza della polizia locale è stato un operatore ATA, accortosi della presenza dell'uomo che si stava lavando. All'arrivo degli agenti, l'uomo di nazionalità tedesca non ha dato motivazioni in merito alla sua presenza nella scuola. È stato denunciato per essere entrato arbitrariamente in un immobile pubblico senza autorizzazione. Confcommercio ha fatto il punto con la Regione per il settore del terziario, che ha bisogno di supporto dopo i 2 anni di crisi vissuti a causa della pandemia. E oggi in particolare voi alla Regione che cosa chiedete? Un ulteriore sforzo, ulteriore attenzione? Un'ulteriore attenzione, i problemi sono principalmente quello creditizio, finanziario creditizio, sul quale la Regione chiaramente può fare qualcosa, e quello in virtù anche della presidenza del Presidente Fedriga come Presidente della Governo delle Regioni, di farci uscire una volta per tutti da questi tunnel pandemici che stanno limitando la vita ai cittadini e alle imprese, ripeto, cosa che in altri paesi europei ormai è già superata. Arlef e Fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia hanno presentato oggi a Udine una nuova misura di sostegno dedicata ai progetti audiovisivi in lingua friulana.
Possono accedere le imprese che hanno sede in regione e che appunto hanno intenzione di produrre un audiovisivo, un film, un documentario, un cortometraggio, un'animazione. È un fondo aggiuntivo perché il progetto deve superare in un qualche modo l'esame del comitato tecnico ed essere finanziato come qualsiasi altro progetto in italiano o anche in sloveno, in un'altra lingua. Il friulano viene considerato un valore aggiuntivo e quindi c'è un finanziamento ulteriore che quest'anno appunto è complessivamente di 50.000 euro. Il plafond totale per il fondo audiovisivo 2022 è di 1.250.000 euro. Senta direttore, chi vuole accedere a questo fondo deve rivolgersi all'Arlef? No, deve rivolgersi al fondo audiovisivo perché appunto deve presentare una domanda come negli anni precedenti con gli stessi requisiti al fondo. Poi il comitato tecnico valuterà anche con l'aiuto dell'Arlef per quello che riguarda l'aspetto linguistico se il prodotto, che è appunto finanziato già attraverso i meccanismi del fondo, avrà anche diritto a questo fondo aggiuntivo. La Giant Trees Foundation Onlus Friulana, che sostiene l'importanza della tutela e della salvaguardia degli alberi, promuove e organizza per l'Italia il contest internazionale Tree of the Year. È possibile fino a fine mese votare per il proprio albero preferito. Il direttore scientifico della Fondazione, Andrea Maroè, suggerisce di votare per il castagno dei 100 cavalli. Il contest europeo, che si chiama naturalmente in inglese European Tree of the Year, è un contest che ormai dura da 15 anni. Per l'Italia partecipa appunto il castagno dei 100 cavalli, che è una pianta straordinaria, ha vinto il contest nazionale lo scorso novembre. Potrebbe essere addirittura forse la pianta, l'albero da frutto più vecchio del mondo, se non anche il più grosso. In questo momento abbiamo oltre 4.000 alberi monumentali censiti in Italia. Devo dire che il Friuli è comunque la prima regione con gli alberi monumentali. Come si vota? Allora, si può arrivare direttamente sul nostro sito www.gianttrees.org e da lì si verrà condotti passo passo alla votazione, si cade poi nel sito europeo. Io consiglio appunto il castagno dei 100 cavalli e possibilmente un albero che ha meno voti del castagno dei 100 cavalli. A quel punto arriva una mail a casa e si clicca sul link e si è votato. Ritornano nel circuito ERT gli autori e interpreti del Teatro Golden di Roma, protagonisti nelle ultime stagioni con la commedia di successo La Casa di Famiglia. Il loro nuovo lavoro, L'Uomo Ideale, è andato in scena all'Auditorium Comunale di Lestizza. Per il circuito ERT ente regionale teatrale, il Teatro Golden di Roma, già protagonista nelle ultime stagioni della commedia di successo La Casa di Famiglia, sta portando in tournée L'Uomo Ideale, nuovo lavoro andato in scena al Teatro Comunale di Lestizza, scritto e diretto da Tony Fornari con Andrea Magna e Vincenzo Sinopoli, con cast formato dallo stesso regista Fornari assieme a Simone Montedoro, Claudia Campagnola e Noemi Sferlazza, e colonna sonora di canzoni e proiezioni delle sfilate di biancheria intima nei cambi di scena. La commedia è ambientata in una bella casa ufficio di due soci in affari, Giada e Lorenzo, altrimenti detto Lollo, che non sono fidanzati fra loro ma convivono da amici. Giada è disperatamente alla ricerca dell'uomo ideale, mentre Lollo è gay. Hanno un'azienda di moda e la loro griffe è molto conosciuta in Italia ma non riesce a diffondersi all'estero. Decidono allora di mettere un annuncio per affittare una stanza della loro grande casa, sperando in tal modo di poter selezionare i candidati per trovare l'uomo ideale per Giada. Fra i tanti si presenta Damiano, bello, affascinante, cortese, divertente, insomma pare essere proprio l'uomo ideale, ma a perdere la testa per lui non è soltanto Giada, ma inaspettatamente anche Lollo. È così che si scatena una competizione fra i due che approderà a risultati sorprendenti fra divertimenti, emozioni e colpi di scena. Siamo allo sport, 1-1 contro la Lazio per l'Udinese nel posticipo della 26ª giornata di Serie A, decisive le reti di Deulofeu e di Felipe Anderson. Sentiamo Cioffi a fine gara. Vale un punto e mezzo perché con un colpo di spugna ci siamo lasciati alle spalle una bella prestazione disequilibrata
e siamo stati noi siamo questi, una squadra aggressiva, propositiva, che trova il gioco nella solidità. Ho visto questo nei ragazzi, non avevo il minimo dubbio che avrebbero fatto questa partita. Il gruppo è sano, il gruppo è voglioso e quindi sono molto molto fiducioso. Prova di maturità, di atteggiamento, di volontà, di conoscenza di se stessi, perché a Verona, seppure è vero che loro hanno realizzato il 100% e noi lo 0%, è altrettanto vero che non siamo stati noi, è la nostra identità, ma l'identità in generale dell'Udinese è un'identità chiara che noi rispettiamo, alla quale noi vogliamo aggiungere il nostro, che è non sfrontatezza, però una squadra che sa le sue forze e le vuole sfruttare per salvarsi il prima possibile e usare le 2 partite come bonus. Tuco per noi è un giocatore importantissimo, è importantissimo perché lui, come altri giocatori nella squadra, non li sto a nominare tutti, sono giocatori che vanno piano, non piano perché non corrono forte, ma piano perché quando hanno la palla rallentano il gioco, sembra vada tutto piano e quindi sono fondamentali in una squadra che va forte, che vuole andare forte, che attacca lo spazio. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.